Qual è stata la richiesta che ha formulato Tigullio Shipping? Ieri è stato fatto un incontro informale con i funzionari della Regione Liguria che fanno parte della commissione collaudo del porto, che è presieduta per legge regionale dal sindaco di Chiavari. Da questa riunione è emersa la necessità di installare dei mareografi, che sono dei strumenti elettronici che misurano la risacca delle onde all'interno dell'ampliamento del porto turistico di Chiavari. È stato deciso di installarli per 3 mesi. È emersa anche la richiesta verbale da parte di Tigullio Shipping di realizzare a proprie spese un pennello per la riduzione della risacca, soprattutto con i venti di libeccio che spingono le onde del mare sulle dighe che proteggono la passeggiata e poi rimbalzano verso il Porto Nuovo. Una richiesta che dovrà essere fatta alla Regione Liguria, in quanto la competenza sul demanio, sulla parte mare, è della Regione e della Capitaneria. Il Comune ha solo competenza sulle spiagge, sul demanio. Questo nuovo pennello dove dovrebbe essere realizzato? Stando alle richieste, ai modelli idraulici che hanno presentato, dovrebbe essere realizzato parallelo alla passeggiata all'altezza del molo di sottoflutto, quindi un pennello con un'altezza quindi direi bassa. Hanno fatto 2 o 3 ipotesi, i costi variano tra i 200 e i 350 mila euro. La spesa verrà coperta interamente da Tigullio Shipping, in quanto è un'opera che non era prevista nel piano finanziario del project financing, quindi se realizzata verrà tutta a carico di Tigullio Shipping. La diga foranea è più lunga di questo pennello, per cui non vi è nessuna ricaduta in termini di veduta sull'orizzonte marino. Voi continuate a puntare molto sul porto come risorsa per la città. Il porto è un'importante risorsa della città. Con la vecchia convenzione, dove il Marina Chiavari fatturava tutti i posti barca e tutti i negozi, portava al comune detratte tutte le spese degli ormeggiatori, tutte le tasse di una SRL, oltre 1.200.000 euro. Risorse importanti che hanno sempre permesso di mantenere più bassa la tassazione a Chiavari rispetto ad altre città con dei servizi più elevati.